Bancarelle della ricerca, aperitivi con professori e ricercatori friulani, cortei, manifestazioni, lezioni in piazza che hanno visto anche il sindaco di Udine, Furio Onsel, tornare per una mattina in cattedra. Presidio permanente proprio a fianco al rettorato e per finire sotto la loggia in Piazza Libertà un maxi schermo per seguire i lavori alla Camera nel giorno dell'approvazione con 307 sì a favore di questa tanto contestata riforma. Il 30 novembre, giorno nero per molti studenti d'Italia che per settimane hanno manifestato contro il decreto proposto dal ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Gli universitari del Friuli si sono raccolti nel centro della città. Dopo decine di giorni di proteste pacifiche, raccontano i loro timori e le loro speranze per il futuro. Udine abbiamo un bilancio veramente problematico. Quest'anno tra l'altro non si sono neanche degnati ancora di dire a noi, come a tutte le università italiane, quanti soldi ci spettano per il 2010. Io sono consigliere di amministrazione, come ti ho detto, non possiamo chiudere un bilancio preventivo del 2010, cioè non possiamo chiudere il bilancio del 2010 perché non ci hanno ancora detto quanti soldi ci spettano. Non dico del 2011 il preventivo, che non possiamo farlo, con che dati lo facciamo? Si divertono a giocare così. Questa riforma che cosa porterà? Beh, speriamo nulla. Nel caso in cui venga approvata porterà tanta confusione perché i temi cruciali sui quali si voleva basare questa riforma, che erano anche tra l'altro dei temi seri, cioè la valutazione, noi la chiediamo da quanto la valutazione, non è che l'ha inventata il ministro che si è svegliata stasera. La valutazione su cui si voleva improntare la riforma è stata demandata a dei decreti che verranno emessi entro 12 mesi, ci dicono, chi lo sa, per fare un esempio. Cioè, ci sono tante cose che non vengono affrontate, quindi porterà confusione normativa, ingessamento burocratico, un casino. Università italiana fanalino di coda dell'Europa ormai. Beh, ormai ovviamente la cosa è risaputa da tempo, si insiste che vuole peggiorare la situazione non dandoci quello che ci spetta. Tra l'altro ti dirò un'altra cosa, secondo me non è totalmente corretto continuare a colpevolizzare esclusivamente lo Stato perché non trasferisce il 3% del PIL alle università pubbliche. Hanno una responsabilità molto più grande, che è quella di convincere le aziende del paese che loro devono investire anche in noi. Nessuno gli chiede di mettere il 3% del PIL di loro sponte all'interno del nostro sistema universitario, ma dovrebbero anche fare la parte dei politici, che a quanto pare però non sanno fare, riescono a girare video su YouTube molto belli, ovviamente sarcasticamente, però non riescono a fare il loro lavoro a quanto pare. Ho partecipato alle proteste di queste ultime 4 settimane, tra cui anche il presidio e il rettorato, proprio per manifestare anche la mia preoccupazione verso le riforme, verso la politica del governo. Una politica che non persegue l'interesse dei giovani, ma persegue altre politiche, interessi di bilancio principalmente. Come vedi il tuo futuro? Bella domanda. Beh, per il momento spero bene, tutto sommato, perché comunque vivo in un territorio che tutto sommato offre grosse opportunità, molte più opportunità rispetto ad altre genti, altre persone che magari vivono in territori un po' meno fortunati del mio. Quindi su questo sono abbastanza ottimista, diciamo. Che cosa stai studiando? Economia. Come vedi il tuo futuro da universitaria? Sono molto preoccupata per il mio futuro, dal momento che appunto ci saranno dei tagli abbastanza drastici e non condivido il fatto che vengano apportati dei tagli proprio a quella che è l'istruzione. Quindi sì, Che cosa studi? studio scienze della formazione primaria, Che cosa vorresti fare dopo? l'insegnante. Però è molto dura perché sì, la realtà è diversa, cioè i nostri sogni ci sono ma non siamo certi di poterli realizzare, quindi sì, anche la motivazione che è fondamentale va un po' decadendo. Di questi tagli consisteranno sostanzialmente in un impoverimento ulteriore del sistema universitario nazionale. Speriamo che con la legge di stabilità rientrino i finanziamenti necessari per la sostenibilità del sistema. Ma quello che voglio dire è che di università in questi mesi, ma forse in questo anno e mezzo in cui è partito il DDL Gelmini, si è parlato solo di sprechi e solo di baronie. Non si è mai parlato di quanto versa in miseria il sistema universitario nazionale, ormai da tanti anni, fanalino di coda dei paesi europei. E questo elemento va sottolineato
sottolineato che l'università italiana è un'università definanziata, i nostri ricercatori sono i ricercatori che ricevono le minori risorse, però poi sono i più bravi al mondo perché il mondo ce li prende e il mondo li fa crescere fino a diventare dei premi Nobel. Il clima è di grande incertezza. Questa università ha fatto grandissime cose, ha razionalizzato le strutture, ha messo in sicurezza i bilanci, ha puntato sulla qualità, ha puntato sul merito. Vorremmo che questi risultati fossero riconosciuti così come lo sono a livello scientifico, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Dobbiamo programmare, vogliamo programmare una via di qualità, una via di consolidamento e una via di rilancio. E facciamo un appello, dateci la possibilità di programmare con una certezza di risorse e una certezza di normativa in cui inserire il nostro futuro. Al grido di aiuto che per settimane si è levato dall'Università del Friuli in modo composto e senza troppa confusione, come è tipico di questa terra di lavoratori silenziosi ed infaticabili, si sono affiancati normali cittadini, religiosi, e c'è chi ricorda che l'Università friulana è nata per volontà popolare. Ho partecipato invece come allora coordinatore del movimento delle tendopoli e delle baraccopoli, perché l'università è nata per iniziativa di un comitato che era presieduto dal professor Petracco, ma sostenuto dalla Chiesa, in particolare dalla popolazione, e in particolare proprio nell'anno del terremoto i sacerdoti della diocesi di Udine hanno dato un contributo fondamentale, e anche in zona terremotata, raccogliendo le firme per l'Università di Udine. Sono state raccolte allora oltre 125.000 firme, molte delle quali erano rimaste sotto le macerie, sono state tirate fuori dalle macerie. Il movimento dell'università è iniziato nel 1964 con un ordine del giorno dell'ordine dei medici della provincia di Udine che reclamavano medicina. A questa si sono aggregati poi altri personaggi, tra cui poi è emerso il professor Petracco, che ha costituito un comitato ad hoc per l'Università di Udine, che fino al 1976 fu impossibile di realizzare a Udine stessa, favorito in questo anche dall'atteggiamento dell'arcivescovo di allora di Udine, che era Monsignor Alfredo Battisti, che veniva da Padova, dunque da una città universitaria, e che aveva già esperito diversi modi per avviare anche a Udine un'attività universitaria, magari agganciata all'Università di Padova, perché Trieste non consentiva l'erezione di una università a Udine, ritenendosi l'unica e sola università per tutto il Friuli Venezia Giulia. Il terremoto ha consentito nella legge di ricostruzione di inserire proprio un articolo che dava l'avvio a questa università, e l'università poi è nata, ma sempre con molti ostacoli da parte dell'Università di Trieste e dell'establishment di Trieste. Quindi ha un significato particolare per la città di Udine l'università? Certamente aveva il significato di un riscatto culturale che i friulani attendevano da molto tempo. Il Friuli è una terra di gente concreta, coi piedi per terra, e soprattutto di gente che lavora. C'era bisogno anche di un momento culturale forte di ricerca, qual è l'università, per consentire al Friuli di uscire dalle secche di un sottosviluppo socio-economico che lo aveva qualificato fino al terremoto del 76. E difatti dopo il terremoto, per diverse vicende, questo popolo ha riacquistato fiducia in se stesso, maggiore coscienza,
e si sono attivate delle dinamiche positive che hanno consentito il prosperare di questa università anche, che è diventata oramai una bandiera straordinaria del Friuli. E adesso lei come vede il futuro se effettivamente l'Università di Udine verrà ridimensionata così tanto? Diciamo che 2 settimane fa ero presente alla discussione di laurea di 24 nuovi dottori all'aula magna proprio di Udine, e mi ha fatto molto piacere sentire il preside, che presiedeva anche la commissione d'esami, dichiarare, dice: so che io sono da 20 anni che sono qui all'università, so che medicina è stata voluta dalla popolazione friulana, questo è il momento di sostenerla ancora, e io credo che tutto il Friuli ancora sosterrà in maniera seria l'Università di Udine, in modo che possa andare avanti, prosperare e non cadere in provocazioni che sono state fatte anche ultimamente, quella di accorpare università, sono sciocchezze già dette nel passato, smentite dal passato, come era stata smentita per medicina. Lei pensi all'inizio, per medicina ci fu una battaglia contro, laddove si sosteneva che avrebbe creato semplicemente dei medici disoccupati. Lei sa che oggi si lamenta in Italia, proprio da parte dell'ordine dei medici, che non ci sono più sufficienti medici. L'università è legata al suo territorio e fa sistema col suo territorio. Forse in Italia ce ne potrebbero anche essere troppe, ma tra quelle da accorpare di certo non c'è Udine, per la storia che ha alle spalle e per l'avvenire che ha davanti. Udine è molto promettente, è una delle più robuste. Non è nemmeno un progetto attuabile, mentre è attuabile una serie di interazioni positive tra atenei diversi e non soltanto del territorio regionale, questo sì. Il valore dell'Università di Udine lo dice sia il modo con cui è sorta, su un forte desiderio e richiesta popolare e anche della Chiesa, e quindi il valore che ha per un territorio, per una promozione di alta cultura. Dopo le difficoltà dell'università oggi, purtroppo anche l'università paga la sua parte di pedaggio di una difficoltà globale che sta prendendo, che sta pagando tutto il paese. L'augurio è che si trovi il modo per non sacrificare la ricerca, la preparazione di eccellenza, sulla quale tutti sono d'accordo, che sia indispensabile per il progresso di un popolo. Ora, che si trovi il modo e anche l'onestà della scelta nella distribuzione delle risorse, che non sacrifichi le risorse per la ricerca, in particolare nell'università. La città di Udine in questi, diremo, 4 settimane, forse più, di mobilitazione dell'Università di Udine, iniziata con le lezioni in piazza, le bancarelle della ricerca, gli aperitivi con i ricercatori, e poi ancora cresciuta con il grande movimento degli studenti, ha manifestato una grande partecipazione, quasi un rinnovato entusiasmo e passione nei confronti di questa università che ha tanto voluto. Ecco, dobbiamo assolutamente temere e contrastare questa fuga di cervelli. L'Università di Udine, l'Università del Friuli, nasce proprio per creare una classe dirigente in Friuli, per dare l'opportunità alle famiglie che non potevano, per questioni economiche, mandare i loro figli fuori dalla regione. È nata per rispondere alle esigenze di formazione, di cultura, di scienza della nostra popolazione. Un'università quindi voluta dalla gente per i propri giovani. Ecco, in quel momento c'era una grande diaspora che era l'emigrazione friulana. Evitiamo che si crei una nuova diaspora per il sottofinanziamento statale, e che è la diaspora dei cervelli, dei nostri cervelli e dei nostri giovani. Questo sarebbe veramente grave per la nostra regione e per il nostro Paese.